Uova e mascarpone nel mitico tiramisù, cereali e glutine nella pizza e chi più ne ha più ne metta. Sono ricettacoli di allergeni, piatti di locali e ristoranti, ma per una buona parte della popolazione la loro presenza è innocua. Corre ai ripari in nome della tutela della salute il legislatore europeo che dal giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, impone a tutti i locali di precisare nel loro menù gli allergeni presenti. Nel resto d'Europa la norma è stata applicata ma a voce. In Italia si è voluto strafare e il governo obbliga i ristoranti a farlo per iscritto, trasformando il menù in una sorta di bugiardino da farmaco e i camerieri in un operatore sanitario. Arrabbiati e delusi i ristoratori di Confcommercio Veneto che lanciano un appello al ministro della Salute Beatrice Lorenzin perché il governo faccia chiarezza al più presto e sia dalla parte degli operatori. Chiara è la proposta lanciata dall'associazione di categorie e suggerita a tutti gli associati: non tanti menù bugiardino, ma un'unica agenda degli allergeni presente nel locale, puntuale e continuamente aggiornata da poter consultare. Un modo per salvare salute e tradizione culinaria. Noi crediamo che questa soluzione libera, scelta, sia quella che riesce a mantenere le tradizioni della nostra cucina, a differenza di quella scritta che si presta anche per alcune attività, ma sono quelle più organizzate, quelle più standardizzate. Un'agenda multilingue, precisano da Confcommercio. Del resto il Veneto è la regione turistica più importante d'Italia e la cucina farà parte del leone. Sono convinti che la scelta sia giusta, ma dal giorno di Santa Lucia le multe per i ristoratori sono in agguato. Per questo l'intervento del governo è urgente. Noi cerchiamo di portare del buon senso all'interno delle nostre imprese, creando meno burocrazia possibile, creando meno possibilità di conflitto e soprattutto di sconforto, visto che da molto tempo chiediamo che vengano tolte delle incombenze e invece continuano ad aumentare.